ingegneri, tecnici, lavoratori, oggi, 18 dicembre dell'anno 17° dell'era fascista, nasce con questo semplice rito inaugurale il più giovane comune del Regno d'Italia. Quando 12 mesi or sono appena giunsero qui i primi disegnatori che dovevano tracciare le linee del nuovo comune, essi trovarono una landa quasi completamente deserta, non un uomo, non una casa, non una goccia d'acqua, solitudine e malaria. Ma ecco, dopo 12 mesi, apparire al nostro sguardo commosso la nuova città, che ha già 12.000 abitanti e ne avrà 24.000 fra pochissimo tempo. Camerati ingegneri, tecnici, lavoratori, per quello che avete fatto e per quello che farete, io pongo voi tutti e l'opera vostra solennemente all'ordine del giorno della nazione. Per una istituzione che svolge l'attività di cineteca e che quindi studia e documenta il costume, per una istituzione che sta a Carbonia, avere le immagini della fondazione della città è già un grosso vantaggio, perché una volta che si parte da quello, cosa rarissima per la stragrande maggioranza delle città italiane, poi non bisogna fare altro che rimanere aggiornati, è così. Sì, più o meno, si parte da quello. E così abbiamo fatto sostanzialmente quando abbiamo pensato che fra le varie cose che fanno i centri di servizi culturali in Sardegna, di cui appunto il nostro è uno dei 5 appunto, compito particolare, se vuoi, per importanza, era legato proprio al fatto di riscoprire le ragioni del perché eravamo qui a Carbonia. Cioè, sostanzialmente, al di là delle nostre storie personali, poi io sono nativo di Carbonia, quindi mi sento perfettamente consonante con la storia di questa città, era importante riscoprire il senso vero della nascita di questa città. E noi l'abbiamo fatto non essendo storici, essendo degli animatori culturali, ma ricordandoci che la nostra principale specializzazione consiste nel lavorare sugli audiovisivi, l'abbiamo fatta cercando di riscoprire nei filmati, nei film, nel cinema di documentazione, tutto quello che potevamo ritrovare su Carbonia. E lo abbiamo fatto in occasione dei 50 anni di nascita della città, riscoprendo questo documentario che allora non era stato praticamente ancora visto, che era stato però trovato in una ricerca fatta nella studi dell'Istituto Luce, il film sulla nascita della città, che
ha come titolo Carbonia e che è sostanzialmente un documentario che è il risultato poi di una lavorazione in post-produzione piuttosto complessa, di una serie di registrazioni fatte in occasione proprio dell'atto fondativo della città, ma successivamente in una serie di fasi. È un documentario che rappresenta molto bene, in modo molto efficace, il senso, diciamo, di questa impresa che era far nascere una città a bocca di miniera. Una città particolare, già nel suo nome, una città che lega tutta la sua storia al carbone, che è la ragione per cui questa città poi è nata, è stata fondata. Con dolcezza e con amore vai tu per me, va che la mia felicità vive sol di realtà vicino a te. Voglio vivere così, alla sola in fronte, e felice canto beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Odia portentemente quel ruscello impertinente menestrello dell'amore. La fiorita delle piante tiene in festa sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, alla sola in fronte, e felice canto, canto per me. Non mi inganni solo d'or, ma carezzi dai colore, sei buona tu. Che respiri il mio respiro, ogni pena sai lenire, campagna tu. Voglio vivere così, alla sola in fronte, e felice canto beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Sai perché voglio vivere così, alla sola in fronte, a felice canto, canto per me. Mentre preparavamo i microfoni per realizzare l'intervista, io ti ho chiesto, un bel problema essere a capo di un comune giovane per Costituzione, per fondazione, che era nato per un qualcosa e questo qualcosa poi con gli anni è sparito. La risposta è stata, questo è un problema che abbiamo superato da tempo, però poi io ho insistito e ho detto, sì, ma tutto quello che era nato per il passato può diventare fonte di ricchezza per il futuro. Cominciamo da come Carbonia ha risolto il problema del dopo crisi miniera. La città per un lungo periodo ha effettivamente combattuto per la propria sopravvivenza. Al pari di tante altre città minerarie, poteva diventare quello che gli americani chiamano una ghost town, una città fantasma. E in Sardegna abbiamo esempi di città minerarie fantasma. Penso per esempio in Gurtosu, che ha contato oltre 3.500 abitanti e che oggi è ridotto a 30-40 abitanti, Montevecchio, altro borgo minerario e così via. Carbonia negli anni 50 soprattutto ha combattuto per la propria sopravvivenza, anche e soprattutto direi ricercando una via
nella quale ridotto il peso del carbone, che ha contatto comunque ancora per un lungo tempo, altre prospettive economiche potessero affermarsi. Oggi il carbone come tale può avere ancora, anzi ha a mio avviso ancora uno scopo, una validità se finalizzato alla realizzazione del processo di gassificazione dello stesso carbone e quindi attraverso questa via, la gassificazione del carbone, si produce energia elettrica con un processo che è di gran lunga il processo meno inquinante tra quelli sconosciuti. Io sono... Forse però non è il meno economico. O il più economico. Questo non è a mio avviso un problema decisivo, nel senso che è chiaro che in una fase iniziale le nuove tecnologie hanno un costo maggiore a quelle conosciute, però la storia dello sviluppo ci insegna che queste poi man mano che si affermano diventano sempre più economiche e i cittadini, gli uomini, le imprese, l'ambiente ne trae un vantaggio permanente. Per esempio a me piange il cuore, ma mi dispiace sul serio, che lo stesso impianto che dovrebbe realizzarsi qui nel Sulcis per la produzione di energia elettrica a partire dalla gassificazione di un impianto di cui stiamo parlando almeno dal 92, ecco, questo stesso impianto sia stato realizzato dagli olandesi con una decisione assunta dopo quella riguardante il Sulcis, esattamente nel 1994, sono partiti con la costruzione nel 1996 e l'impianto ha oggi 3 anni di esercizio effettivo. Quando si discute di gassificazione del carbone, infatti io consiglio sempre, bene, prendete l'aereo a 2 ore di distanza da Cagliari e si arriva in una località non molto distante da Amsterdam, che si chiama Bugenum, dove c'è l'impianto che dovrebbe essere realizzato nel Sulcis. È un impianto che è quanto di più avanzato si conosca sul piano ecologico, basti ricordare che le emissioni acide, le emissioni complessive di ossido di azoto e di anidride solforosa, quelle che danno luogo alle cosiddette piogge acide, bene, il coefficiente di emissioni acide è 2,5 volte inferiore addirittura a quelle del gas naturale, quindi siamo in una situazione più avanzata persino al gas metano. Ecco, quindi la mia conclusione è che forse il progetto di gassificazione, non solo per la Sardegna, ma anche per l'industria impiantistica italiana, che è un'industria impiantistica pigra, che non osa, arretrata, era forse un progetto troppo ambizioso. Ma oggi non parliamo più di allora quando l'abbiamo proposto per la Sardegna era una novità nel panorama mondiale. Oggi chi va in Spagna ne trova uno realizzato dagli spagnoli, dall'Endesa in Spagna, chi va in Olanda ne trova appunto uno realizzato dalla Shell e così via, ce ne sono diversi nel mondo. Noi dovremmo accontentarci di una produzione di energia elettrica basandoci su tecnologie più inquinanti, non aggiornate, non di quelle più avanzate oggi disponibili nel mondo. Ecco, credo che noi non dobbiamo rassegnarci a questo fatto presentato come ineluttabile, piegarci a tecnologie inquinanti o più inquinanti in nome di un dato puramente economico che varrebbe peraltro solo per un certo tempo, perché poi anche sul piano economico, strettamente economico, dopo i primi 8 anni di esercizio questi centrali dovrebbero comunque confrontarsi col mercato e starebbero sul mercato.
nasce il 18 dicembre del 1938. 38. E nasce... La propaganda dice, dopo appena 18 mesi di lavoro intensissimo. Sostanzialmente, a parte i toni della propaganda, questo è vero, è un dato storico. Carbonia nasce con un suo piano regolatore. Nasce con un suo piano regolatore. Per averne un altro. Per averne un altro ci sono voluti tantissimi anni, non obbligarmi a spiegare le ragioni, ma si sa perché è difficile fare un piano regolatore, lo sanno tutti quelli che hanno avuto poi tra l'altro problemi a rapporti con la pubblica amministrazione. Nasce con un piano regolatore, nasce una città sostanzialmente moderna che al di là dei fatti di propaganda è una città che adotta uno stile tutto sommato abbastanza sobrio, di una città razionalista, quindi con pochi orpelli, se vogliamo, di stile romanico, come era un po' nella propaganda dell'epoca, e nasce una città, peraltro, una vera e propria città giardino. Per assurdo si potrebbe dire, nasce una città su modello, se vuoi, più dei socialisti utopici inglesi che della propaganda dell'epoca. Nasce quindi una città a misura d'uomo, decisamente a misura d'uomo, una città con grandi spazi. Il regime recitava che gli operai uscivano dalla miniera, dovevano respirare, ma in realtà, ecco, c'è questa dimensione che non sempre peraltro è stata rispettata successivamente. Una città che ha subito diverse aggressioni e qualche scempio, ma che è una città che, proprio perché nasce con un progetto architettonico abbastanza ampio, di ampio respiro, è una città che si può candidare ancora oggi per essere una città moderna con una sua originale architettura, è una vera e propria città giardino, o come si dice oggi qualche volta anche una città parco. Tu provieni da famiglia di minatori, tuo padre minatore o comunque tecnico, com'era la dicitura esatta? Era prima un armatore e poi un caposquadra. Ecco, armatore che non ha niente a che fare con le navi, ma non era un armatore di navi, era un armatore delle armature di miniera, delle gallerie, armavano le gallerie. Sì. Anche un fratello, un tuo zio, sì, mi pare. Un zio tra l'altro che è morto in miniera, per incidente in miniera, e 4 fratelli di mio padre, tutti operai di miniera. Quando si spostano, perché nasce la città, arrivano da tutte le parti della Sardegna, non solo dalla Sardegna, come si sa bene dal continente. Mi pare che alla fine ci fosse qualcosa come, adesso non vorrei sparare i numeri così, ma forse 40 componenti etniche, cioè è una città che nasce così cosmopolita sostanzialmente. E i sardi che cercano un lavoro, certamente pluridialettale, è una città che come nasce richiama per le sue occasioni di lavoro i sardi che sfuggono da una situazione tutto sommato di arretratezza economica, di un'economia arretrata agropastorale come era la nostra Sardegna di allora, e vengono in un punto in cui trovano una città moderna, una città assolutamente industriale, civile, con un livello di servizi, per esempio, che risultavano stupefacenti. Persino io ricordo queste vite strane del mio nonno che negli anni 60, arrivando a Carbonia, guardando la nostra casa, che era una modestissima casa popolare come avevano tutti gli operai, dice: è una casa da niente che avete, c'è il bagno, c'è l'acqua, cioè che a Carbonia era una cosa normale, non lo era ancora. A questo proposito c'è una testimonianza sonora e filmata che mi dicevi un po' fa parte della propaganda, un po' probabilmente è una storia vera, cioè quella in cui Carbonia viene definita l'America a portata di mano. Sì, cioè, sì, in pratica di cosa si tratta? Sì. Allora, se vuoi, nei filmati di memoria trovi un episodio di propaganda in qualche modo, o che meno, almeno che noi definiamo di propaganda. Si vede un finto minatore, che poi è un attore nel film, però nel filmato, che dopo che è arrivato a Carbonia si è sistemato nella sua bella cameretta, nell'albergo operaio che ospitava i minatori scapoli, scrive una lettera ai suoi genitori e racconta di come si stava bene a Carbonia. È naturale che un filmato, perché è datato, eccetera, ecco, una scena del genere viene un po' da tutti vista come un atto di propaganda. In realtà nel lavoro che noi facciamo un lavoro, il nostro impegno fondamentale è il lavoro nella didattica degli audiovisivi,
lavorando con le scuole, facendo filmati con le scuole, noi utilizziamo la metodologia del fare per capire, quindi i ragazzi fanno per capire poi i linguaggi che sono abituati a consumare ogni giorno. Abbiamo fatto uno dei filmati, tra l'altro tra i più importanti a mio modo di vedere, più realizzato in 3 anni di lavoro, in cui una ricerca didattica fa scoprire un nonno di uno dei ragazzi della classe che, chiamato e interrogato sulla sua esperienza, come si è arrivato a Carbonia, racconta una storia vera, vissuta da lui, raccontata, che si conclude con questa scoperta della civilizzazione, le lenzuola, il cuscino, queste cose strane che lui non aveva mai visto, il letto su cui si poteva dormire, la pasta asciutta ogni giorno, racconta il caffè e latte, quindi si mangiava, e poi racconta che scrisse, finita questa breve, si fa scrivere, perché era analfabeto, una lettera alla madre in cui dice: mamma, si dice tanto dell'America, ma io l'America l'ho trovata qui a Carbonia. Non è vero che è così lontana, Quindi, è così vicina. In realtà in questo c'è un dato importante che, al di là della propaganda, ci fa riflettere su qual era la Sardegna di allora, di quanto rappresentasse in termini di rottura, di progresso, questa città moderna, questa città industriale nel cuore della Sardegna antica. Torniamo alla tua origine, alla tua discendenza da famiglia di minatori. Perché te l'ho chiesto? Perché mi hai detto, io ricordo perfettamente negli anni della mia infanzia che quello che scandiva la vita di tutta la cittadina erano le sirene che praticamente annunciavano la fine di un turno e l'inizio di un altro. Erano 3 turni di 8 ore al giorno, quindi si stava tra le viscere ininterrottamente tutti i giorni, 24 ore su 24, presumo. E queste sirene che cosa rappresentavano? Che cosa ti ricordi? Le sirene scandivano proprio la vita della città, perché dettavano i ritmi anche della vita in casa. Nella maggior parte delle famiglie viveva sostanzialmente gli stessi orari dei minatori. Per esempio, nella maggior parte delle famiglie l'uscita del minatore era corrispondente, quando era il primo turno, 6:22, all'orario in cui si mangiava. Ma a parte quello, la città viveva tutta quanta la vita, pulsava, se vuoi, dei ritmi della miniera, e questo suonare della sirena scandiva i ritmi normali. Quando la sirena era il lavoro, quindi era la vita, bene o male. Quando la sirena suonava fuori dagli orari d'ingresso, era la sirena che invece suonava la tragedia, la morte di miniera, erano le cose più angoscianti. E tutto sommato, se vuoi, lo scandire normale della sirena anche era la liberazione dal rischio, perché allora il lavoro di miniera era un lavoro di fatica, era un lavoro di rischio, era un lavoro, insomma, che era necessario per vivere, ma era un lavoro strano, che però induceva anche orgoglio nei minatori, perché poi c'era questa cosa strana: i minatori in parte vivevano una condizione di lavoro pesantissima, però è vero che questi lavoratori assumevano, infatti se tu interroghi i vecchi minatori, se li trovi in città, si trova quando si vuole, loro parlano quasi con orgoglio di questo loro lavoro, perché comunque sia, rimane un dato che il lavoro di miniera creava un ruolo professionale, una professionalità. Non si era più uno qualsiasi, uno servopastore, si era un minatore di una città moderna, di una città industriale. C'era anche questo orgoglio alla fine dell'appartenenza. È un po' quello che negli anni 70 era l'operaio specializzato, esatto, nelle grandi fabbriche che poi del noi nord, l'abbiamo conosciuto nei fenomeni dell'industrializzazione in Sardegna successivamente. Ecco, allora Carbonia rappresentava il punto più avanzato dell'industrializzazione, anzi uno dei pochi in Sardegna, nella Sardegna di quell'epoca. Siccome siamo nella sede di una cineteca, Cineteca Sarda della Società Umanitaria Carbonia, anche il film, non tanto il documentario, quanto il film a soggetto, fa parte della vostra documentazione e delle vostre ricerche. C'è un film, mi è già capitato di accennarne e far vedere qualche immagine, in occasione della trasmissione che abbiamo fatto con i tuoi colleghi dell'Umanitaria di Cagliari, della Cineteca Sarda di Cagliari, questo film Oro Nero, che è il nome che normalmente viene dato al carbone, girato negli anni 40, ma ambientato in un periodo antecedente alla fondazione di Carbone. Ecco, questo film a soggetto che cosa rappresenta? Questo film a soggetto lo cercavamo da tantissimo tempo, sapevamo della sua esistenza dalle poche notizie che si trovano negli annali, diciamo, di studio, diciamo, della cinematografia italiana. C'erano tracce,
La pellicola non si trovava, non ce l'ha la Cineteca Nazionale, non ce l'ha l'Istituto Luce. Alla fine l'abbiamo trovata in un fondo di magazzino, sostanzialmente in un fallimento di una compagnia navale che aveva nei suoi fondi film che erano i film che si proiettavano nelle navi. Quindi, a bordo durante la traversa. A bordo, quindi è un film a 16 mm, non si trova la coppia in originale girata a 35 mm, una coppia tutto sommato in buono stato, anche se è vero che mancano tutti i titoli di testa e c'è qualche buco, piccolo, lo sappiamo che ci sia, però è un ritrovamento di testa interessante. avevamo già sottolineato il fatto perché la prima parte della pellicola che si mette in macchina e se uno sbaglia è quella che si rovina. Si rovina più spesso, per cui questa ci arriva con alcune mutilazioni. Sarebbe giusto, al di là del giudizio che si può dare su una pellicola, perché noi possiamo dare sempre, questo è un film datato, è un film in parte sicuramente anche di propaganda, possiamo dire così, anche se un film a soggetto non nasce con, dichiaratamente come un prodotto, diciamo, di propaganda. Però è un film intanto importante perché documenta un periodo importante della storia, poi è comunque una delle poche cose realizzata in Sardegna, che ha la Sardegna, è una città moderna della Sardegna come Carbonia sul suo sfondo, e parla, seppure in termini un po' così particolari, edulcorati, qualche volta un po' così enfatizzanti, comunque di una storia tutta ambientata tra Baquadis, la vecchia miniera preesistente alla nascita della miniera moderna di Carbone, e la nascita della nuova miniera. È una storia che si intreccia in una serie di vicende individuali dei protagonisti di questo film, minatori, tecnici, una donna, eccetera, eccetera, l'amore, in questo contesto qui. L'abbiamo presentato in occasione dell'ultimo convegno che abbiamo tenuto appunto nel marzo di quest'anno, ed è comunque un lavoro che andrebbe non solo ritrovato come l'abbiamo ritrovato, a questo punto bisognerebbe acquisirne i diritti, cosa che non è semplicissima peraltro, però al di là dell'acquisizione dei diritti, che è cosa che noi vorremmo fare, vorremmo almeno poter restaurare la pellicola. Come è possibile oggi, come si sa facilmente, gonfiare la copia 16 probabilmente riportandola ai 35 mm, facendo un lavoro di restauro che tutto sommato ci restituirebbe una produzione peraltro unica e comunque che testimonia di un'epoca e un fatto assolutamente importante. Tornando ai minatori, ho visto da filmati e ho sentito parlare l'attaccamento quasi un angelo custode, le lampade, poi vedremo anche un filmato in cui un vecchio minatore spiega addirittura la lampada a carburo, eccetera. Ecco, le simbologie di quell'epoca, quali sono? E la lampada, c'è qualcos'altro? Sandro, un po' tutta la vita di miniera è ricca di simbologie, no? Se si legge un racconto da cronaca sulla vita di miniera, si troverà sempre che c'è una simbologia molto forte, già nel buio, il buio, infatti il sottosuolo, no? Evoca questioni ancestrali per alcuni aspetti. L'ultimo convegno l'abbiamo voluto intitolare Luci nel buio, le lampade di miniere, perché avevamo assunto un impegno in un convegno internazionale in cui ci eravamo lasciati con l'intenzione di fare un partenariato europeo per mettere in internet sostanzialmente tutta la memoria storica del lavoro di miniere in Europa. Questo progetto nasceva da noi, i francesi, gli inglesi, gli spagnoli, in realtà non è andato avanti in quei termini lì, ma in quel convegno ci eravamo lasciati con l'idea di approfondire lo studio sulla lampada di miniera, che è l'oggetto simbolico per eccellenza del lavoro di miniera, perché la lampada significa la luce, la rottura del buio, significa la sicurezza per il minatore. Lo troverai appunto raccontato in modo molto più suggestivo dalla voce dei minatori, ma la lampada era il vero e proprio compagno di vita del minatore. Era quello che gli faceva luce nelle gallerie, era quella, la lampada, qualche volta proprio trattata come un oggetto affettivo, che peraltro avvertiva il minatore davanti al pericolo, all'aria
Il semplice cambio povera di ossigeno, di il colore cambiamento di della colore della fiamma. fiamma era indicativo che l'aria, in quei casi bisognava camminare E andare su. e andare via. Adesso scarburelli, allora, quello che mi è avanzato il giorno del giorno prima, adesso la devo ricaricare. E questa è la cosa più importante da fare per un minatore, che la lampada funzioni bene per 8 ore. Ecco qui. Il carburo dove lo prendevi? Nelle tue prime miniere? Il carburo ce lo davano ogni giorno, una razione. E il posto dove te lo davano come si chiamava? Si chiamava Sadomice de su Carburo, c'era un pensionato, uno che non poteva più lavorare dentro in miniera, era detto proprio a questa cosa qui. Adesso io, per vedere se funziona, ecco l'acqua funziona. Ecco, chiudo l'acqua un pochino, lo vediamo. Vediamo se funziona bene. Stappato, stappato. Mi sembra che ci siamo, la lampada è pronta. Prima segnarmi una striscia così. Ogni vagone che caricavo facevo un segno, capito? Perché alla fine della giornata dovevano tornare verso i 15 vagoni, 14, 16, secondo. E allora io dovevo, perché altrimenti con lavoro, col cutimo, mi dimenticavo. Invece segnandoli così ogni volta un vagone, capito? Allora sono già 3-4 vagoni, tanto per dire, caricati. Allora io mi cercavo un punto buono per attendermi la lampada. E cominciavo la mia giornata di lavoro di 8 ore. E mi ricordo ogni volta che prendevo lo schippi giù almeno 250 per salire al 150 dove era la galleria per uscire fuori, io guardavo su e si vedeva una luce, no? Piccolissima, che poi lo schippi man mano che andava su con la gabbia si vedeva sempre più grande, e quando mettevo il piede per terra, che era finita la mia giornata, ringraziavo la mia lampada e anche la forza che mi ha dato anche, diciamo, il Signore, perché sono anche cattolico io. Questa non la toccava mai nessuno. Allora, quando sono entrato io non c'era né spogliatoio né niente. Allora, una volta smontato per portarla a casa, la prendevo nel cinto e andavo a casa mia con la candela, perché non c'erano manco bagni, non c'era niente. Erano riconosciuti quelli che avevano una buona lampada, Certo, la sapevano certo, tenere bene? certo. E come Dal si diceva? sorvegliante. E come si Il diceva? sorvegliante del caposivile diceva: là Paolo, che bella candela allegra che c'ha, ma tu non lavori di stupare. All'altro. Diceva all'altro. All'altro che non la che non la teneva Certo, bene. certo. Senti Paolo, adesso un problema serio. La candela serviva anche ad avvisare quando c'era qualche pericolo? A me mi è qualche- capitato un paio di volte. Ti A vuoi San Giovanni raccontare? si sono trovati vecchi lavori dei pisani. Abbiamo trovato dei lavori con delle candele ancora ad olio nei cantieri alti di San Giovanni, a 340 burra si chiamava. E allora quando io avevo la candela in mano e scendevo su questi lavori, vecchi lavori, e la fiammella andava a scomparire, diventava bianca e scompariva, bisognava uscire subito perché c'era aria viziata. E come si chiamava quell'aria? Aria morta. Aria morta si Sì. chiamava. Bisogna scappare che c'è aria morta.
Quindi la lampada avvisava. Certo, è la lampada che Ve c'è. l'avevano insegnato chi questo? Gli anziani. I ragazzi della scuola elementare, piuttosto che quelli della scuola media o dell'istituto superiore, come reagiscono? Tra i pochi cittadini italiani fortunati che praticamente hanno un panorama completo della storia della loro città e quindi delle loro famiglie, dalla datazione del 1938 ai giorni nostri. Ma io credo che la cosa che più sorprende i ragazzi è scoprire che è possibile rintracciare all'interno della loro città, che all'inizio pensano essere in decadenza, in grave difficoltà e comunque all'estrema periferia di un mondo luccicante e meraviglioso, scoprono invece che tutto sommato Carbonia, il bacino minerario, l'intero Sulcis Iglesiente hanno avuto invece un ruolo abbastanza importante nella storia non solo locale, ma direi anche nella storia generale dell'economia del nostro paese, e che quindi possono essere orgogliosi di avere una identità, un modo di essere che è stato per quei tempi, per i loro nonni, estremamente moderno, ma che può essere rintracciabile anche nel loro futuro come momento di estrema modernità. Noi abbiamo lavorato soprattutto nel settore dell'educazione e della formazione. Abbiamo utilizzato per lavorare in questo settore gli audiovisivi e abbiamo utilizzato come metodologia la metodologia del fare per capire. Questa metodologia ci è stata utile anche a noi per capire quello che dovevamo fare. E la riscoperta della nostra cultura mineraria è stata una scoperta che abbiamo fatto insieme ai ragazzi. Ecco, questo mi dicevi soprattutto perché? Perché nel stimolare questo tipo di ricerca, iniziando dalle aule scolastiche, poi portava anche a un fenomeno di, forse il termine non è adatto, di maggiore socializzazione tra le giovani e le vecchie generazioni. Certamente, questo era indubbio, nel senso che noi non è che portavamo una cultura libresca, si chiedeva ai ragazzi di studiare dei capitoli o di vedere esclusivamente dei film, si chiedeva ai ragazzi di scoprire la cultura innanzitutto dei propri vicini, della famiglia, del nonno, di che cosa per loro era stato importante nella loro vita, quindi il rapporto con il lavoro, il rapporto con i figli, con la propria moglie. Questo ha messo in campo dalle conoscenze minimali che cosa si mangiava, come si mangiava, la scoperta delle piccole comodità del centro urbano rispetto al centro rurale, semplice scoperta delle lenzuola e così via, ha fatto acquisire ai ragazzi la capacità di vedere una storia, un progresso nella vita dei loro nonni, dei loro genitori, e quindi anche poi ipotizzare la possibilità che loro stessi abbiano un progresso, una voglia di progredire. Li ha fatti sentire inseriti in una comunità invece che essere inseriti in una famiglia che guarda solo la televisione. Non certamente siamo stati gli unici a dare questo tipo di input, la scuola spesso lavora in questa direzione, ma il fatto di avere poi come prodotto finale il film, il fatto di poter poi dare una cosa così molto diversa rispetto ad una classica interrogazione, crea nei rapporti fra noi e i ragazzi, fra i ragazzi fra loro e fra i ragazzi e la loro famiglia una complicità molto più elevata, un senso di comunione. Il film è nostro non nel senso che è semplicemente la produzione del nostro operatore che va lì a insegnare come si usa il film. Il nostro nel senso appartiene alla nostra storia. È nostro perché appartiene alla nostra storia, appartiene alla storia del nonno che mi ha raccontato quel pezzo, appartiene alla storia dell'operatore perché mi ha insegnato a utilizzare la telecamera, appartiene a me perché io gli ho detto di intervistare mio nonno e così via, e quindi diventa davvero un lavoro collettivo e un inizio di passivi che ascoltano le vostre lezioni effettuate attraverso l'audiovisivo, ma avete creato delle schiere enormi di ricercatori che sicuramente vi hanno anche riportato delle informazioni
Che diversamente da raccogliere sul campo certo, avrebbero sarebbe richiesto stato molto un tempo più lunghissimo. tempo. Ecco, io schiere enormi magari sarei è un po' eccessivo. Comunque anche dal punto di vista quantitativo in questi 20 anni sono stati numerosissimi i ragazzi, le classi, gli insegnanti che sono stati investiti da attività di questo tipo e da questo tipo di problematiche. Ecco, forse schiere magari non enormi, ma sicuramente schiere di ragazzi. Un notevole numero. Sì. Il consiglio che si dava prima, prendete l'aereo a 2 ore di distanza dalla Sardegna e andate in Olanda, vale al contrario, dall'Olanda, dal Belgio e dalla Germania, quando arrivano per convegni a Carboni rimangono stupefatti per quello che trovano a livello di archeologia mineraria, se mi passate il termine. C'è una prospettiva di poter organizzare, che so, oltre che il museo per il quale state già lavorando, l'escursione in miniera, minatori per un giorno, queste sono cose che negli Stati Uniti per cose molto meno importanti e molto più artificiali di queste naturali vengono organizzate. È una delle strade che dobbiamo percorrere. Quando parliamo di sviluppo economico dobbiamo sempre tenere presente una molteplicità di fattori, di prospettive, di strumenti per lo sviluppo, per cui anche la grande impresa a cui ho fatto riferimento prima ha certamente un ruolo, la piccola e media impresa, le attività agroalimentari. Voglio dire che con questo che noi da tempo ci siamo messi sulla strada per esempio della valorizzazione delle piccole e medie imprese. Faccio riferimento a 2 strumenti, la cui comprensione delle volte è un po' oscura con il nostro linguaggio un po' politichese. Ecco. Il contratto d'area e il patto verde cosiddetto, che non sono altro che degli accordi tra imprenditori e parte pubblica, accordi attraverso i quali la parte pubblica mette degli incentivi finanziari, realizza determinate infrastrutture e gli imprenditori, in questo caso di piccola e media dimensione, fanno degli investimenti in piccola e media impresa o, come nel caso del Patto Verde, nel settore agroalimentare. Quindi sono delle cosiddette filiere di produzione che stiamo perseguendo e sono molte decine le imprese che già si sono costituite per lavorare in questa direzione. Il recupero del vecchio patrimonio minerario abbandonato a seguito della cessazione dell'attività estrattiva, vuoi carbonifera, vuoi metallifera, ecco, il recupero di tutto questo costituisce indubbiamente una carta molto importante. La città di Carbonia ha, ad esempio, mi riferisco adesso ad un caso molto concreto su cui stiamo lavorando, ha l'area mineraria più prossima, quella del cosiddetta serbario miniera, che sta esattamente, noi qui siamo in comune, nel municipio, a meno di 1 chilometro di distanza, probabilmente a 800 metri, non l'ho mai misurato esattamente,
c'era la miniera della città, poi altri centri di produzione erano a Bacco Abis, a Cortogliana, in altre parti del territorio, ma la città attraverso un rettilineo, il cuore della città attraverso un rettilineo, la via Roma, era collegato col centro di produzione di Serbario Miniera. Ebbene, questo centro è stato abbandonato da diversi decenni, il comune ne è entrato in possesso nel 1975, è un'area di 22 ettari con volumi per circa 100.000 metri cubi almeno, volumi che possono essere anche ulteriormente accresciuti. Che cosa vogliamo fare di quest'area che sta dentro la città praticamente? È un'area che va riconvertita innanzitutto, riconvertita e recuperata, innanzitutto perché sia un luogo di memoria storica, ci sono i castelli minerari, abbiamo già le risorse per realizzare un museo, vogliamo salvaguardare la struttura urbana e architettonica di quel luogo di produzione, che questo è un fatto identitario della città, qualcosa che non c'è probabilmente, sicuramente in nessuna parte d'Italia, ma così configurata probabilmente in nessuna parte d'Europa. Carbonia è la città del carbone costruita in meno di un biennio, e ha in quella miniera forse il luogo che riassume una storia che non è solo di produzione, intendiamoci, lì sono morte delle persone, lì si è formata la coscienza di classe, la coscienza di lavoratori emancipati, di tanti cittadini. So che alcuni sorrideranno magari di questa cosa, ma è quella storia, quelle vicende che sono state lacrime e sangue, emancipazione e lotta, che hanno consentito alla città di sopravvivere. Senza quelle migliaia di persone forgiatesi e divenuti cittadini coscienti in quel luogo, la città non sarebbe sopravvissuta. Lì, quindi che la città ha il suo humus culturale, il suo nerbo, e quindi non è una rivisitazione memorialistica di un pozzo, di un castello minerario, fatto di per sé stesso pure importante, ma sarebbe un fatto di curiosità storica e vogliamo riproporre qualcosa di più, un recupero di un'identità. Quando abbiamo portato gli studiosi qui, li abbiamo fatto visitare le realtà che in parte hai visto anche tu oggi, Serbario Miniera, ma gli abbiamo fatto vedere anche tutte le realtà del metallifero, forse non è facile neanche descrivere, cioè lo stupore della scoperta che facevano questi studiosi e anche la gravità del rimprovero che ci veniva fatto. Ma come avete tutte queste cose e le lasciate abbandonate? Le avessimo noi, in realtà è vero, perché forse è capitato un po' a tutti quanti nell'esperienza, quando le possiamo fare, di fare turismo all'estero, che in realtà in altri paesi valorizzano anche la piccola cosa, il piccolo laboratorio della miniera, l'attività industriale dismessa. Noi chiudiamo, abbandoniamo tutto all'occupazione più incredibile, sì, cerchiamo vandalica. Anche di buttarci dietro le spalle il ricordo di un qualcosa che è vecchio, perché lo definiamo vecchio e superato un po' troppo in fretta. Persino a Carbonia, una città che si chiama Carbonia, cioè che ha il nome del carbone, c'è stata una vera e propria azione di rimozione del passato. C'è stato un periodo in cui sembrava che per crescere si dovesse rimuovere questa realtà. Apro una parentesi, da cittadino non di Carbonia arrivo e vedo che avete murato, per esempio, solo perché magari si era affacciato il fondatore della città a fare un comizio, avete murato un pezzo della torre. Vabbè, queste sono forse sono le cose... Parto dalla prima cosa che uno vede arrivando qui. Che succedono sempre nei paesi dopo i regimi. Sono operazioni più o meno mentre invece discutibili. mi hai detto che le trombe di amplificazione che venivano utilizzate dalla torre... non tutto è stato sprecato, qualcosa cioè, è stato riciclato immediatamente. No? Le trombe mi raccontavano vecchi attivisti del Partito Comunista, che era il partito che guidava la città subito dopo la fine del regime. Quelle stesse trombe furono utilizzate dalle Camere del Lavoro, che era il centro che dava sostanzialmente i nuovi ritmi alla vita della città.
Però lasciando perdere, rimanendo nell'argomento del carbone, voglio dirti che in realtà proprio attraverso questi incontri abbiamo maturato meglio la consapevolezza e la coscienza che questo patrimonio va recuperato e può essere riusato come una risorsa vera e propria dello sviluppo. Oggi fare sviluppo significa fare anche diversificazione dell'economia, non è più pensabile la monocultura. Oggi molte occasioni di sviluppo, molta imprenditorialità diffusa, molte occasioni di sviluppo significano un'economia moderna, una speranza per lo sviluppo anche di questo territorio e di Carbonia. Il Museo della Miniera, il recupero di queste strutture vanno viste, vanno pensate come un'impresa economica vera e propria, in cui ci stanno varie cose, ci vuole il lavoro degli storici, degli esperti, degli antropologi, ci vuole il lavoro di tutti quelli che possono aiutare a raccogliere memoria. Io spero ci voglia il nostro lavoro di chi raccoglie appunto i documenti audiovisivi, ci vuole anche, noi per questo stiamo lavorando, nel Museo della Miniera ci vuole un'antenna ecomuseale di tipo multimediale, ci vuole un museo moderno, multimediale. Quando andiamo fuori, andiamo in Francia, vediamo che la multimedialità ormai è dappertutto. Oggi noi possiamo essere persino moderni e, visto che arriviamo in ritardo, dobbiamo cercare di essere avanti anche in alcune cose. Possiamo pensare ad un'articolazione della Cineteca regionale, che speriamo diventi Cineteca regionale, pensando qui ad un grosso archivio audiovisivo della memoria storica del lavoro di miniera. Ecco, siamo già abbastanza, abbiamo già fatto molto su questa strada. E che cosa è, che cosa può essere sempre di più Carbonia? Io credo che Carbonia, per quanto riguarda il suo assetto sociale e produttivo, conserverà indubbiamente il profilo di moderna città industriale, perché Carbonia ha nel suo DNA e nella sua impronta quella di moderna città industriale, ma sempre di più la città deve diventare anche una moderna città di servizi per il territorio, di servizi che quindi non sono solo per i cittadini residenti di Carbonia, ma per l'insieme del Sulcis Iglesiente. E quindi anche la sua struttura urbanistica, che va sostanzialmente migliorata, il suo arredo urbano, costituisce a mio avviso, questa è la struttura urbanistica di Carbonia, costituisce a mio avviso una carta importante. Carbonia ad esempio ha spazi che non sono comuni in molti luoghi della Sardegna. Qui è praticabile l'idea della città parco, della città verde, proprio perché ci sono tanti spazi e già nella sua impostazione originaria la città nasce come città giardino. È una città insomma nella quale è possibile conseguire dei livelli di qualità della vita molto elevati e questo si sposa con la prospettiva di una città anche di residenza e di una città di servizi, dove è una città nella quale ci si può star bene proprio per il livello di qualità della vita. Questo non è a mio avviso la prospettiva del libro dei sogni, ma semplicemente si tratta di riscoprire e di valorizzare alcune potenzialità che nella struttura urbanistica della città sono già presenti.